Luglio un mese da dimenticare con un meno 60% e agosto non promette nulla di buono. Demetrio Metallo di Unindustria Calabria descrive uno scenario drammatico. Sfiorata la tragedia nella sede del Consiglio regionale, crolla il tetto della sala Calipari. 3 migranti positivi tra quelli sbarcati a Crotone. Una turista spagnola in vacanza a Scalea nei giorni scorsi risulta nuovamente positiva dopo la guarigione. Situazione in cui versa il pronto soccorso di Cosenza ha spinto il prefetto di Cosenza ad indire una riunione con il commissario dell'Annunziata. Nel porto di Catanzaro l'artista Silelli trasforma i massi frangiflutti in opere d'arte. Il successo sulla Juve Stabia e i risultati concomitanti permettono ai lupi di salvarsi senza play-out. Tifosi in festa per l'impresa della squadra guidata da Roberto Chiuzzi. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque il turismo calabrese in primo piano, sono dei segnali preoccupanti quelli che arrivano da Unindustria. C'è un calo del 60% rispetto alle presenze degli scorsi anni per quanto riguarda il mese di luglio e ci sono anche dei segnali che fanno pensare che ad agosto non andrà poi molto meglio, lo dice Demetrio Metallo. Sentiamo. L'effetto Covid-19 si fa sentire sul turismo calabrese. I numeri indicano un calo deciso delle presenze nelle strutture e nelle località. Luglio un mese da dimenticare con un meno 60% e agosto non promette nulla di buono. Demetrio Metallo di Unindustria Calabria descrive uno scenario drammatico. Il dato è abbastanza drammatico e credo che sia un dato purtroppo in rialzo, perché il 40% che viene fuori da questa indagine che ho letto anche io, purtroppo credo che nella nostra regione sia ancora più grave. Parliamo di un 50, un 60% in meno di presenze. Le stesse strutture alberghiere che ci sono nella nostra regione, purtroppo oltre il 50% sono rimaste chiuse e quelle che hanno aperto, che abbiamo aperto, purtroppo c'è da dire anche che hanno aperto a metà. Per cui il dato del 40% è chiaro che luglio è un mese che si è appena chiuso ieri, quindi avere un dato certo ci vorrà il mese di settembre, ma i dati che abbiamo noi come Unindustria Turismo Calabria, che poi combaciano, purtroppo devo dire, vorremmo sbagliarci, ma combaciano perfettamente con le indagini fatte, parlano purtroppo molto molto chiaro. Il mese di agosto sarà un mese purtroppo anche questo all'insegna di una vera e propria debacle, perché il calo delle prenotazioni che c'è stato, il calo anche quindi conseguentemente di tutto il fatturato purtroppo sarà ancora più evidente, essendo a agosto un mese generalmente molto più pieno di luglio e così come sarà a settembre. Sfiorata la tragedia nella sala Calipari del Consiglio regionale dove è crollato il tetto. Vediamo. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere e se oggi non siamo qui a rivivere la tragedia del Ponte Morandi di Genova è solo per un miracolo. Il crollo dell'enorme tetto dell'Auditorium Niccolò Calipari dentro l'area del Consiglio regionale della Calabria a Reggio, notizia del tardo pomeriggio di ieri, è qualcosa che annichilisce. Al momento del cedimento all'interno non c'era nessuno. Stiamo parlando di tonnellate e tonnellate di materiale in cemento e ferro che sono venute giù. Il crollo rappresenta una ferita per la città. L'auditorium fu inaugurato il 30 marzo del 2005 dall'allora premier Silvio Berlusconi, una struttura ipertecnologica che ospita regolarmente eventi di grande richiamo e se ieri niente è stato organizzato probabilmente lo si deve anche alle vigenti norme anti-Covid. Insomma, tutto si è risolto solo in un danno economico, seppure rilevantissimo. Sulle cause bisognerà aspettare le risultanze degli accertamenti tecnici dei vigili del fuoco. Si può prevedere ovviamente l'ipotesi di un improvviso cedimento strutturale, ma causato da cosa? Poco tempo fa erano stati applicati sul tetto pannelli solari, ma questa è una circostanza da considerare insieme ad altre. Un'inchiesta della Procura di Reggio è stata aperta, ma la politica regionale ha molte domande da farsi. È una cosa grave quella che è avvenuta. Se ci fossero stati eventi atmosferici allora magari saremmo stati più cauti, ma oggi
sicuramente dobbiamo dire che queste cose quando avvengono sicuramente ci sarà qualche responsabilità, qualcuno avrà sbagliato, perché non può crollare il tetto di un auditorium frequentato da migliaia e migliaia di cittadini, e se oggi non piangiamo i morti lo stiamo soltanto facendo perché col Covid diciamo, abbiamo chiuso l'uso delle sale, ma sappiamo benissimo tra i venerdì e i sabati che l'Auditorium Calipari è stato sempre luogo di riunioni, di manifestazioni, di iniziative. Oggi, prima giornata di agosto, siamo nel weekend, vediamo come è andata sulle strade calabresi. Primo weekend di agosto con traffico sostenuto lungo la 2 del Mediterraneo, non si segnalano criticità lungo l'arteria e incidenti, ma la polizia stradale vigila anche nelle aree di servizio, non solo per verificare le misure di precauzione anti-Covid, ma anche per raccomandazioni di sicurezza in vista dell'esodo estivo. Oggi giornata da bollino rosso, non solo per le temperature, ma anche perché in queste ore si moltiplicano gli spostamenti dalle città ai luoghi di vacanza. C'è chi ha scelto la Calabria. Da dove venite? Napoli. E dove siete diretti? A Riace. Quindi avete scelto la Calabria per trascorrere le vacanze? Per un mare stupendo, lo sappiamo ed è bellissimo. È la prima volta che venite nella nostra terra? Calabria no, non è la prima volta, ritorno a Riace dopo tanti anni, per lui è la prima volta. Quindi a battesimo questo... Sì. Esatto, sì. Sei contento di arrivare in Calabria? Sì, sicuro, perché sicuramente ci divertiamo tantissimo. Avete timore di questa fase di contagi, di pandemia, anche se qui da noi il Covid sembra insomma circoscritto? No, siamo tranquilli perché prima di tutto prendiamo tutte le precauzioni e quindi poi sappiamo la Calabria, abbiamo fatto tutte le certificazioni, abbiamo fatto i controlli prima di venire e ci sentiamo tranquillissimi. Chi invece si trova di passaggio. Dove venite? Da Parma. E dove siete diretti? A Taormina. Avete scelto la Sicilia per trascorrere? Siamo siciliani. Quindi è un ritorno a casa. Rischiamo di sopravvivere dal caldo, quello sì, perché i 40 gradi si fanno sentire. Il tragitto ancora è lungo, quindi... Di dove siete? Siciliani, però viviamo a Roma. E quindi ritornate a casa? Sì, siete di passaggio in Calabria? Passaggio in Calabria, sì. Avete timore per questa vicenda del Covid? Ma prendiamo le precauzioni necessarie e speriamo insomma, che possa migliorare la situazione. Com'è il traffico come fino adesso? Insomma, un tratto un po' con un po' di macchine, più o meno in Campania, entrando in Calabria. Speriamo di trovare un po' più di tranquillità verso sud. Di sicuro rispetto ai mesi scorsi, agosto conferma il trend di vacanzieri, così come negli anni scorsi il responsabile dell'area di servizio è fiducioso, tutto nel rispetto delle normative vigenti. Tutto si sta svolgendo normalmente come gli altri anni, il traffico è intenso, però si riesce a lavorare molto bene e in più stiamo cercando sempre di far rispettare le regole per questa situazione del Covid. Infatti abbiamo una persona alla porta dove seleziona le persone in modo da non creare assembramenti. Abbiamo fatto vedere nelle scorse settimane che c'è anche un dispositivo che misura la temperatura proprio per evitare che ci siano questioni di pericolosità proprio che riguardano la clientela, e rispetto al mese di luglio e giugno ovviamente c'è più frequentazione lungo... Sì, vabbè, diciamo che il mese di agosto è stato sempre il mese in cui il traffico è stato sempre più intenso rispetto a luglio. Il prossimo fine settimana sarà ancora più intenso, quindi penso che sarà un bollino nero come di solito è sempre stato. All'ingresso, oltre che avere i dispositivi di controllo sia della temperatura, igienizzare i mari, controlliamo pure che tutti i clienti che entrano nel bar abbiano la mascherina, in modo tale da poter garantire il miglior servizio possibile. Torniamo adesso alla cronaca e sull'arresto del sindaco di Celico Falcone.
Il giorno dopo l'arresto del sindaco di Celico Antonio Falcone, nel centro della Presiela cosentina c'è incredulità e stupore. Falcone, che già nelle scorse settimane si era dimesso dall'incarico, è accusato di concussione. Le indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura di Cosenza diretta da Mario Spagnuolo, sono state avviate dopo la denuncia di un imprenditore locale che agli inquirenti ha riferito le richieste di denaro ricevute dal sindaco. Ma non solo, l'uomo avrebbe dovuto anche realizzare gratis alcuni lavori di impiantistica in una casa in costruzione di proprietà dello stesso primo cittadino. Falcone, hanno accertato gli investigatori, avrebbe ricevuto dal titolare della ditta in un'occasione 2.000 euro, in un'altra 1.000 euro, somma questa che le Fiamme Gialle hanno rinvenuto all'interno di una busta che Falcone aveva con sé al momento dell'arresto. Gli inquirenti parlano di pressioni psicologiche esercitate dal primo cittadino nei confronti dell'imprenditore. Il sindaco avrebbe minacciato il titolare della ditta, in caso di rifiuto, di escludere la sua impresa dagli appalti futuri anche di comuni limitrofi e di ritardare i pagamenti per i lavori effettuati per il comune di Celico. Falcone avrebbe dunque intascato mazzette in cambio di favori. Il lavoro degli inquirenti continua per una completa ricostruzione dei fatti. Il prefetto di Cosenza, vista la situazione del pronto soccorso, ha indetto una riunione con il commissario dell'Annunziata. Sentiamo. La situazione in cui versa il pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza è preoccupante, a tal punto che il prefetto Cinzia Guercio ha convocato per i prossimi giorni una riunione con la commissaria Panizzoli. Le continue difficoltà per l'esiguità dei sanitari in servizio nel punto più nevralgico del nosocomio e le numerose proteste dei cittadini sono più di un campanello d'allarme. Non è la prima volta che il pronto soccorso assurge agli onori della cronaca, così come non è la prima volta che i sanitari in servizio lamentano l'impossibilità di far fronte alle tante richieste. Più volte negli anni è stato assunto l'impegno da coloro i quali si sono susseguiti alla guida dell'azienda di sanare la questione con l'immissione di medici e infermieri. Ebbene, nonostante le promesse, non è cambiato nulla. Si continua ad agire in emergenza, costringendo i sanitari di turno ad un lavoro massacrante. Con l'arrivo poi della bella stagione e dopo l'emergenza Covid, gli accessi sono aumentati e il problema ferie impatta negativamente nell'organizzazione complessiva. E se il prefetto ha avvertito la necessità di intervenire, evidentemente il limite dell'allerta è già stato superato. E adesso la pagina relativa al coronavirus. Oggi il bollettino regionale segna più 3 positivi rispetto a ieri. Si tratta di persone intercettate dopo uno sbarco fra 79 migranti, e poi c'è un caso che riguarda invece una turista che si era recata a Scalea, turista fra l'altro che era stata ammalata di Covid all'inizio della pandemia. Evidentemente nel suo caso si tratta di un contagio di ritorno. Sentiamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 119.769 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.269, più 4 rispetto a ieri. Quelle negative sono 118.500. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 2 in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 183 guariti, 33 deceduti; a Cosenza 22 in isolamento domiciliare, 436 guariti, 34 deceduti; a Reggio Calabria 1 in reparto, 15 in isolamento domiciliare, 263 guariti, 19 deceduti; a Crotone 2 in isolamento domiciliare, 113 guariti e 6 deceduti; a Vibo Valentia 5 in isolamento domiciliare, 80 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Il paziente del setting migranti sbarcato ieri a Ferruzzano si trova ricoverato presso il GOM di Reggio Calabria. Dallo screening condotto su 79 migranti a Crotone, il laboratorio dell'azienda ospedaliera di Catanzaro ha intercettato 3 positivi. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 38.298. Nel conteggio non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Un altro caso di Covid a Scalea. Si tratta di una donna straniera, una turista spagnola che avrebbe soggiornato sul Tirreno lo scorso 26 luglio. La donna ha dichiarato di essere stata infetta già a inizio pandemia, per poi risultare negativa, ma dagli ultimi esami sembra che il Covid abbia fatto il suo ritorno. Sotto controllo da parte dell'ASP di Scalea tutte le persone che potrebbero essere venute a contatto con la donna, controllate anche le 2 strutture turistiche che la donna avrebbe frequentato.
Questo per quanto riguarda il Covid. Parliamo adesso di viabilità. Ci sono delle notizie che riguardano la 107 Silana Crotonese. Una è negativa, ossia che i lavori sul Cannavino si protrarranno per lunghi mesi, un po' come era previsto, non ci sono novità positive. Per quanto riguarda invece l'altro viadotto, il Garganello, che dovrebbe riaprire il 4 agosto, pare che i tempi saranno rispettati. Anna Franchino. Mettiamoci l'anima in pace. Per rivedere aperto il tratto della statale 107 Silana Crotonese nei pressi del viadotto Cannavino ci vorrà il prossimo anno. Ma la buona notizia per automobilisti e vacanzieri è che fra pochi giorni, in particolare il prossimo 5 agosto, si riaprirà il tratto di strada interessato dai lavori che hanno riguardato il viadotto Garganello, per intenderci poco più avanti rispetto a quello di Celico, andando verso Crotone. Lavori che, fa sapere l'ANAS, termineranno martedì 4 agosto, sempre nel rispetto del cronoprogramma, e che tradotto significa a partire dal giorno dopo la circolazione potrà riprendere. Sempre l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade sottolinea, rispondendo a quanti hanno lamentato lavori fermi lungo il Cannavino nei giorni scorsi, come stanno procedendo i lavori del viadotto interessato, con il risanamento corticale delle pile avviato al termine del risanamento della pila 4 e che in parallelo sono in corso controlli, indagini e messa in opera dei presidi di sicurezza propedeutici alle lavorazioni sull'impalcato. Attività che, sottolinea l'ANAS, possono svolgersi esclusivamente chiudendo il traffico. Ecco perché si è reso necessario attuare questa misura. Dunque, anche per questo weekend nulla è cambiato e la circolazione è deviata sui percorsi alternativi, perché è intenzione di raggiungere la Sila e la zona del Crotonese. Dotatevi di una massiccia dose di pazienza e di sopportazione, perché alla fine il gioco vale la candela. Utili sicuramente, ma esteticamente non proprio belli, i massi frangiflutti. Vediamo l'idea dell'artista Silelli che li ha colorati a Catanzaro. Cubi colorati tra le onde del mare, il porto di Catanzaro ritorna multicolor grazie all'estro di Massimo Sirelli e così questi frangiflutti ricordano dei grandi Lego. Il giovane artista catanzarese nell'anno del Covid ritorna con Catanzaro Colorful, rassegna artistica del multicolor. L'opera è nata grazie anche al supporto di uno staff di artisti che ho messo su e che mi hanno con grande fatica supportato, perché è stata un'opera estremamente complessa, sviluppata in tempi di record. Abbiamo beccato la settimana più calda dell'estate e abbiamo lavorato circa 35 ore in 2 giorni, no stop. Il secondo giorno di lavoro è equivalso a 17 ore di lavoro continue. Per cui vi lascio immaginare la fatica che abbiamo dovuto affrontare e anche le difficoltà tecniche, perché ogni masso è alto circa 2 metri e quando sono messi uno sull'altro questi cubi di cemento arrivano a dei dislivelli di 6-8 metri. Arrampicarsi con i secchi di vernice è stato molto complesso. Molti di questi massi, di questi cubi sono stati dipinti direttamente dal mare, per cui raggiunti a nuoto e poi dipinti. Ne abbiamo dipinti oltre 100, utilizzato oltre 100 litri di vernice di smalto ad acqua, quindi a impatto zero. Come dire, è stato un intervento delicato che ci ha permesso di regalare colore in maniera così forte, incisiva, senza impattare sull'ambiente. Ed era un rompicapo la questione salvezza per il Cosenza, serviva vincere con la Juve Stabia e poi l'incastro di alcuni risultati. Tutto è andato alla perfezione. Ieri sera il Cosenza ha potuto festeggiare la salvezza diretta senza passare dai play-out. Gioia per le strade in città per questa, fra virgolette, seconda promozione dopo quella di Pescara. Vediamo. Il successo sulla Juve Stabia, le sconfitte di Perugia e Pescara, un finale perfetto per lo sprint finale del Cosenza che ha tagliato il traguardo salvezza evitando la coda play-out. La 10ª gara del Tour de Force iniziato il 20 giugno non ha deluso le attese, è stata una sfida avvincente giocata con intensità tra 2 squadre obbligate a vincere per rimanere in vita.
Il gol di Daniele Sciaudone ha rotto gli indugi in una partita vissuta su un equilibrio instabile e ricca di occasioni e qualche sbavatura. DS16 ha messo il suo marchio sul vantaggio e spianato la strada solcata da Mirko Carretta, non a meglio della condizione, ma capace di far ammattire allievi, costretto al fallo in area di rigore. Dal dischetto, la seconda chance dopo quella di Trieste per Emanuele Rivière in gol per il 2-0. Una doppia frustata per le Vespe, rientrate in partita grazie a una reazione veemente che ha prodotto la traversa colpita da Forte e il gol da distanza ravvicinata di Tonucci, bravo ad approfittare della respinta imprecisa di Saracco sul corner. Sul 2-1 il secondo tempo ha vissuto una nuova fase di incertezza, con la Juve Stabia impegnata nella massima pressione e il Cosenza vicino al tris ma rimandato di volta in volta. Fino al tocco di Rivière sul retropassaggio fortuito di Cissé, la rete numero 13 per l'attaccante della Martinica, da festeggiare stavolta con una doppia capriola, il preludio all'abbraccio finale scatenato dal risultato proveniente dal Bentegodi, il successo del Chievo firmato Luca Garritano, la liberazione e l'apoteosi per l'11 di Roberto Chiuzzi, partito dal penultimo posto e risalito fino alla salvezza, per la gioia di una città incredula e felice di svegliarsi ancora in B dopo una notte di festa. Il giorno dopo ancora non ci si rende conto di quello che abbiamo fatto, non abbiamo ancora realizzato sinceramente, è stato troppo bello ieri, fino a tarda notte ancora in piedi, nessuno di noi credo che abbia dormito tranquillamente perché la gioia è talmente grande, aver raggiunto un obiettivo forse per tutta Italia è sperato, ormai irraggiungibile, invece noi con la forza d'animo ci siamo riusciti e adesso ci godiamo questa grande festa. Questo era Stefano Trinchera. Andiamo a vedere invece cosa è successo a Trapani, fra Trapani e Crotone. Ha vinto la squadra siciliana che ha compiuto anche un percorso straordinario con punti in meno rispetto al Cosenza, ma comunque un cammino che ha portato a contendere la salvezza, la posizione play-out fino all'ultimo. E c'è una coda perché il Trapani, penalizzato di 2 punti, ha in essere un ricorso presso la Corte di Garanzia del CONI, un ricorso che potrebbe cambiare le cose nei prossimi giorni. Non ci sono certezze naturalmente, ma la Lega DB ha spostato la data del turno di andata dei play-out, che era prevista il 7 agosto, al 10 agosto, così se il Trapani dovesse ricevere almeno un punto rispetto ai 2 persi, si potrebbe riaprire uno spiraglio per la partecipazione ai play-out. Questi sono i gol, avete visto, di Dal Monte e il precedente gol che ha portato con Tagordò il Trapani in vantaggio, un Trapani che ha vinto 2-0 contro il Crotone, ormai promosso in Serie A. Possiamo tornare in studio e adesso le previsioni del tempo per le prossime ore con gli esperti Meteo in Calabria. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Avremo un debole calo termico per il fine settimana. Infiltrazioni di aria più fredda in quota diretta sui Balcani penetreranno in parte lungo i versanti adriatici fino all'Alto Ionio. Sulla Calabria potrebbe attivarsi dell'instabilità pomeridiana sui rilievi di Pollino e Sila e Alto Ionio Cosentino. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità sui rilievi di Pollino e Sila, dove saranno possibili locali isolate precipitazioni. Temperature stazionarie, farà piuttosto caldo sui settori ionici e nelle aree interne del Cosentino. Caldo meno intenso ma afoso sui settori tirrenici. Domani venti deboli a regime di brezza sul Tirreno con mare tra calmo e quasi calmo. Lo Ionio risulterà quasi calmo per venti deboli in direzione variabile, poco mosso il solo settore crotonese con ventilazione tra debole e moderata da nord. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.
Una notizia che riguarda invece un incidente che ha visto coinvolto un giovane di 23 anni che sarebbe in gravi condizioni, coinvolto nel pomeriggio, incidente stradale che si è verificato sulla statale 18 tra Cirella e Grisolia, uno scontro avvenuto tra una moto e una auto. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, sul posto si è recato anche l'elisoccorso per il trasporto urgente del ragazzo all'Annunziata di Cosenza. Il traffico è stato bloccato e deviato sulla viabilità alternativa. E per il momento è tutto, l'informazione torna nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci, buona serata e buon weekend.